perché il gasolio ha raggiunto e superato il prezzo della benzina verde? Ma sicuramente era un problema che ci eravamo posti ancora qualche tempo fa. La richiesta del gasolio è molto elevata, quindi il mercato richiede gasolio e in automatico c'è l'aumento del gasolio e la diminuzione della benzina. Noi guardiamo anche quello che succede a livello di vendite di auto e soprattutto di autotrasportatori. Il gasolio è molto richiesto, quindi normalmente quando un prodotto viene richiesto, c'è richiesta, c'è l'aumento del prezzo. La reazione di autotrasportatori, di piccoli magari padroncini davanti a questo aumento, rassegnati suppongo. Sicuramente rassegnati, molto preoccupati perché noi sappiamo benissimo che un autotrasportatore, un autoarticolato come questo fa 800, 900, 1000 euro di gasolio con dei consumi molto elevati, quindi anche i costi, dopo questo si ripercuote anche per i costi finali delle materie prime. E non ci sono alternative. Purtroppo no, abbiamo ancora lo sconto sulle accise che sicuramente spero venga rinnovato fino a fine anno. Ripeto, secondo me questo deve essere uno sconto, una diminuzione delle accise strutturato e non solo spot come è stato fatto adesso, è rimandato di mese in mese per capire se ci sono le possibilità di riproporlo. Intanto, giovedì 20 ottobre i benzinai Esso del Veneto terranno chiuso. Lo sciopero è motivato dal mancato rinnovo del contratto fermo da 2 anni.